A caccia di conferme dopo 3 vittorie nelle ultime 4 partite e un pareggio dopo la prima sconfitta con il Montesilvano, la kick-off San Donato Milanese nel palazzetto di casa affronta l'Olympus Roma in crisi di gioco e di risultati. Buongiorno appassionati di futsal da Peppe Di Giovanni. Subito anticipata dal contrasto di Pomposelli, Vanin, Viera, ancora Az. Rischia con Pomposelli, palo dopo la deviazione di Angelica Di Biasi. Vecchione, Vanin dentro per Viera, in faccia a Vecchione, la va a riprendere Blanco che finge di spazzare via. Vanin, Sofia Viera, bene per Nona che ha grande spazio, in bocca a Vecchione. Benvenuto, dentro c'è un corridoio clamoroso dove si è buttata Fracassi, stradimenticata dalla difesa, occasione colossale per Luana Fracassi che mette sul fondo. Guti, Viera, dentro per Nona, grande sterzata Nona, pallonetto che trova Vecchione e rotazione. Sofia Viera per Monica Az. Gran movimento su Bellucci, palo pieno di Az con una puntata meravigliosa. Centrale per Nona, a largo su Vanin. La prende Iannucci alta, Vanin dentro! La tocca per ultimo, forse Sofia Viera, vantaggio kick-off dopo un'azione un po' confusa in aria, un gollonzo che però vale oro, 1-0. Aspettare, ci sono tantissimi outsider e l'Olympus, come abbiamo detto, non ha la classifica che merita. Belli dentro, la tocca prima Vecchione e poi Bellucci che salva sulla linea. Pomposelli vince un rimpallo, va col sinistro! Aveva una prateria, Arianna Pomposelli, messa male la kick-off dietro col sinistro, batte Angelica Di Biasi, un rigore in movimento per una giocatrice come lei, 1-1. Profondissimo su Pomposelli, grande aggancio di Pomposelli che palleggia, grande stile Pomposelli che gioca da Pomposelli sul fondo. Viera, Nona, a largo Az, bravissima Pomposelli, le sradica il pallone, 3 contro 1 Olympus, Pomposelli larga, c'è Blanco e Pomposelli! La ribalta Arianna Pomposelli, segna un gol bellissimo nel primo tempo, un altro nel secondo, propiziato da lei che è ripartita assieme a Jimena Blanco e 2-1 Olympus a 3:30 nella ripresa. 1 contro 1 con Pomposelli, Viera, ancora Belli! Super scambio fra due bomber meravigliose, segna e pareggia subito Federica Belli, 2-2. È una gran partita anche in questa ripresa. Viera a largo su Belli, Az! Non ci arriva per un soffio, anzi ci arriva, ma non riesce a metterla in porta. Benvenuto, interviene bene Viera su Diana Bellucci, dentro Viera per Belli che era già pronta a segnare. Viera! Si avventa sul pallone vagante come un falco e ribalta la partita. 3-2 kick-off, ha preso il gol di Pomposelli ed è diventata un'altra squadra. Si ostacola con Pomposelli, la va a perdere, la prende Guti insieme a Vanin. Vanin, c'è Guti che invoca il pallone, fuori per Belli! Una sassata pazzesca di Federica Belli che abbatte la porta. Ma cosa ha nei piedi? Una 3 giorni incredibile per Federica Belli che esulta come CR7. Segna la 27, 4-2. Ancora Az, arriva un calcetto di Lisi. Viera di prima, Vanin! Una palla geniale di Sofia Viera per Deborah Vanin. No look dentro l'area. Futsal spettacolo a San Donato Milanese. 5-2. Esposito. Cercava Pomposelli che lascia lì il pallone. Vanin! Errore di Pomposelli. 2 gol per la numero 2. Deborah Vanin. 6-2. Az, scarpata, porta ancora vuota, Viera per Perruzza che si divora il gol del 7-2. Az, gioco a 2, Viera, ancora birra per andarsene, Viera, palla sul destro. Incrocio dei pali clamoroso di Sofia Viera, dall'altra parte Diana Bellucci, riparte, perde il pallone che viene abbrancato da Federica Belli, a largo su Perruzza, Vecchione in uscita. Scatto di Viera, sbaglia Belli, Bellucci, l'uscita di Brugnoni che compie un'altra ottima parata proprio sul gong. Carmen, il vostro gioco passa sicuramente dai gol di Vanin, di Viera, di Belli,
Però quando ci siete in campo insieme tu e Monica Haz, la difesa è al sicuro. Penso che sia Monica che io ci alleniamo molto bene in settimana per mantenere la posizione centrale e facciamo il nostro meglio in ogni partita. Hai girato molte squadre nate per vincere che comunque hanno fatto bene, hai giocato in tante squadre importanti. Questa kick-off nelle squadre della tua carriera, in che posizione di classifica la metti? Penso che ogni squadra che ho toccato c'ha un qualcosa di fondamentale nella mia carriera. Non faccio classifica di niente, penso che tutte sono forti, sono un ricordo che mi porterò per me sempre. Ormai sono un po' di anni che ti vedo giocare, la tua cattiveria non finisce mai. Qual è il tuo segreto di questa cattiveria sportiva che hai in campo? I segreti non si dicono, no, non lo so, il calcio se riesci a farmi cattiva è tutto il contrario di quello che sono fuori, perché il carattere, tutto quello penso che sia una cosa che mi manca nella mia vita, però riesce il calcio a darmi sia lo più positivo che lo più negativo, capito? Arrabbiarmi così. No, non lo so, non lo capisco, ma esce da solo. Lara, sei entrata in partita con una personalità pazzesca, 2 parate almeno decisive, una terza anche importante. Quanto è difficile, te l'avranno chiesto tante volte, per un secondo portiere entrare in partita in una gara che non era facile, perché comunque l'Olympus ha dei valori a mio avviso più alti della classifica che ha. Entrare in partita è sempre molto difficile, anche perché poi gli ultimi minuti sono sempre quelli dove ti trovi col portiere di movimento, quindi è sempre una gestione diversa dai primi minuti. Mi era capitato di entrare anche contro il Cagliari e io ogni volta che mi chiama cerco di entrare più concentrata che posso e spero di far bene. Poi bene quando ci riesco e speriamo che continua così. Ecco. Hai rivisto Jimena Blanco? Vi siete dette qualcosa? Ancora niente, prima della partita giusto un saluto e ora vediamo a fine se gli umori sono quelli giusti per darci un saluto. Ecco. Chi ti ha impressionato delle tue compagne in questo inizio di stagione? Vanin si è presa la squadra sulle spalle e il momento di Belli e Viera non smette mai di segnare. È una squadra che comunque già conoscevo perché è un gruppo ormai da anni ben consolidato, quindi le conoscevo. Chi mi ha impressionato particolarmente non posso dire solo un nome, perché a partire da Nona, che per me è straordinaria, Vanin uguale, Sofia ha una capacità realizzativa che penso nulla si può dire. Ma tutte quante, è un gruppo veramente bello, unito e credo che a parte magari alcuni momenti di confusione poi si veda anche in campo. Riccardo, al gol di Pomposelli vi è scattato qualcosa, quello del 2-1, siete completamente cambiati. Sì, ma io l'avevo detto in riunione tecnica alle ragazze che era una partita da prendere con le pinze, ma secondo me l'Olympus prima di tutto non è la squadra per i punti che ha, di conseguenza io lo sapevo che venivano a giocarsi la partita totalmente senza nessun problema, di conseguenza abbiamo iniziato a mio avviso un po' piano e dopodiché il problema è che non è che possiamo svegliarci sempre prendendo gol, perché poi dopo, sai, non è che bisogna fare così. Poi dopo io anche tra il primo e il secondo tempo ho detto alle ragazze di giocare, punto, per me non stavamo giocando. Anche individualmente, oltre che di squadra. 2 partite, Ternana e Statte, fondamentali per la regular season. Come le affrontate? Che idee c'hai? Giocherai più sull'avversario oppure continuando a fare il vostro futsal? Ma no, adesso ti faccio ridere. 2 partite, 6 punti, prima in classifica. Magari fosse così facile. No, il nostro avversario siamo noi. Io sono convinto che siamo noi e di conseguenza possiamo giocare e fare il nostro futsal sempre. Chiaramente adeguato all'avversario, l'avversario è tutto, di conseguenza abbiamo le armi per giocare in qualsiasi modo, perché stiamo lavorando su questo. È chiaro che poi dopo di fronte c'è gli avversari, non è che ti fanno fare quello che vogliono. Con Guti parlavamo dell'equilibrio difensivo, con lei Haz insieme in campo la squadra assume una solidità difensiva che non ha
quando non c'è una delle due, sai di avere una banca in difesa? Beh, in realtà loro due difendono molto bene, anche l'anno scorso a fine stagione nelle gare importanti, quando c'erano dei pivot da marcare sia una che l'altra, hanno questa cosa che per noi è fondamentale, anche perché noi, come vedete, non stiamo giocando mai nella nostra metà campo, quindi per noi la marcatura poi del vertice della squadra avversaria è importantissimo. E quindi tutte e due fanno sempre delle partite veramente, veramente stupende da questo punto di vista.